Buonasera a tutti. Se mi dite parlo senza microfono, se è più conviviale, più... No, se no non si Perché sente. se no non puoi registrare, ecco, perfetto. Allora terrò staccato il più possibile per evitare volumi incredibili. Ben ritrovati, benvenuti. Cristian Zanfabro, assessore alla cultura, oggi in veste anche di avvocato. Abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa psicologa, psicoterapeuta Loretta Uccini, Daniele Paroni, autore del libro di cui andremo a parlare, e abbiamo il piacere di avere con noi la signora Mariella Zaner, giusto? Ecco, mamma di Elisa Puzzoli, ecco, Puzzoli, e purtroppo anche lei è scomparsa prematuramente, causa di femminicidio. Appuntamento oggi qua in Casa della Musica, parleremo un po' di femminicidio, ma soprattutto di lotta contro quella che è la violenza nei confronti delle donne. Femminicidio che ha trovato... Farò una piccola digressione giuridica un attimino velocemente per non annoiare, poi lascerò la parola a chi affronterà in maniera più dettagliata e approfondita l'argomento da altri punti di vista. Donne, parità uomo-donne. Oggi se ne parla tanto e siamo arrivati quasi a un punto di risoluzione. Diciamo che è una risoluzione che ha trovato una tutela soprattutto giuridica con determinati istituti, con lo Stato che ha preso coscienza di questa problematica non tantissimo tempo fa. Parliamo, diciamo che la grande spinta è arrivata dopo la Convenzione di Istanbul, dove per la prima volta si è dato un input non tanto volto a punire chi commette i reati, ma più che altro a prevenire chi li subisce, perché per quanto in Italia le pene abbiano uno scopo rieducativo, opinabile o meno, è ovvio che il principale obiettivo è quello di evitare che qualche cosa avvenga. Da Istanbul in poi diciamo che le pene sono diventate più severe, ci sono vari istituti soprattutto con riferimento alla prevenzione che oggi andiamo ad applicare, pensiamo ad esempio di recente al codice rosso che ha aumentato le misure cautelari nei confronti di chi magari ha atteggiamenti violenti nei confronti dei propri partner, dei propri familiari. Il problema, ci sono tanti mezzi, però servirebbe anche applicarli, quindi il problema più grosso è che magari servirebbe una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni. Se io ho la possibilità di mettere il braccialetto elettronico alla persona che va a stalkerizzare una determinata donna, applichiamo questo braccialetto, non lasciamolo solo sulla carta. Questo è un po' quello che magari manca oggi ancora, non da tutte le parti, però è la cosa, un attimino è lo spirito e la sensibilizzazione che bisogna avere su questa piccola parte qua che ancora non viene sempre recepita. La cosa che a me ha sempre fatto sorridere è questo: siamo nel 2022, oggi si parlano di tutti questi strumenti a tutela, ma non è che la parità dell'uomo e donna l'abbiamo raggiunta tantissimo tempo fa. Fa sorridere che solo nel 68 il reato d'adulterio è stato tolto. Adulterio punibile su quella del marito. Cioè, 68 non parliamo di secoli fa, parliamo di 50 e passa anni fa, quindi non tantissimo. Solo nel 75 a livello legale marito e moglie si trovano sullo stesso piano. Prima la moglie non era considerata lo stesso livello del marito. Inizio anni 80 viene tolto quello che è il reato, l'istituto del matrimonio riparatore, no? Se la vittima si sposava con il Carnetti, se parliamoci chiaro, veniva estinto il reato, una follia totale, un istituto aberrante. Da lì poi tanto silenzio fino alle prime mosse nel 96 con l'inasprimento delle pene, con i reati di violenza sessuale, fino ad arrivare a questa convenzione di Istanbul, che in Italia, come sempre, abbiamo pensato bene di recepire 2 anni e passa dopo. Questa purtroppo è la nostra pecca, ogni anno l'Unione Europea ci bastona su questi grandi ritardi, e oggi possiamo dire che ci sono tanti istituti. Di recente anche la questura di Udine ha accolto il messaggio, c'è il protocollo Zeus che è volto a dare anche, a incentivare tanto le vittime quanto le persone violente, quindi in questo caso il potenziale indagato, a seguire un percorso, io dico, per tentare di raddrizzarlo, no? Per tentare prima, per evitare di giungere a un processo per femminicidio, solo per quello, tentare di prendere la persona che usa violenza e cercare di portarlo sulla retta via. Convenzione di Istanbul, tornando un attimo indietro, che per assurdo la Turchia, primo stato a recepirla, l'anno scorso ha pensato bene di ritirarsi, no? E di revocare questa adesione. A livello internazionale siamo parecchio indietro, pensiamo India, Afghanistan, come vengono fatte le donne, dove il rapporto paritario proprio non esiste.
Quindi c'è tanto da lavorare. Ci sono gli istituti e da avvocato lì quello che io ogni volta cerco di incentivare, al di là, io non posso ovviamente obbligare né i pubblici ministeri né i giudici ad applicare misure, ma alle donne si può dire di denunciare, di non aver paura, perché è un diritto denunciare e bisogna farlo proprio per evitare situazioni spregevoli, soprattutto evitare, come mi è capitato nel mio lavoro, di avere persone che 25-35 anni di matrimonio in condizioni terrificanti e che hanno avuto il coraggio soltanto dopo 30 anni aiutate, dopo forse magari in psicoterapia, ad accettare che il marito non era la persona che avevano sposato o che pensava di aver sposato e quindi denunciare il tutto. Bisogna farlo prima, bisogna farlo, avere la forza di farlo facendosi aiutare, perché non è una vergogna, assolutamente. I dati sono allarmanti, perché si pensa che una donna su tre abbia subito violenza, e la cosa che a me sempre sconvolge di più, anche se magari il pensare comune è il contrario, è che il 63% dei casi avviene all'interno del ramo familiare. No? Normalmente si pensa, no, pensiamo all'immigrazione, no, non li vogliamo perché chissà quale violenza. Ma la verità è che la maggior parte delle violenze avvengono all'interno di quelle che sono le mura domestiche, quindi quelle che dovrebbero essere le mura che ci accolgono e ci abbracciano. Vi ho annoiato troppo su questa digressione giuridica, adesso lascio la parola a Daniele Paroni che ci illustrerà dal libro e poi vi lascio dialogare tra di voi. Dan Fabro, rimani alla mia destra, alla mia sinistra, sì, non abbandonarci, perché... Non dire sinistra, terminiamo in questo periodo perché... Chiedo scusa. Allora, buonasera. Allora, noi continuiamo in questo viaggio di presentazione di questo libro che io ho iniziato a scrivere provocatoriamente il 2 di agosto 2020, giornata nella quale si celebra la festa dell'uomo, una festa alla quale io non credo, come non credo alla festa della donna dell'8 marzo, la ritengo assolutamente inutile, superata, quindi chiusa parentesi. Quindi io ho seguito diversi casi, purtroppo anche da queste parti, di femminicidio, e ho seguito il caso di Lisa Puzzoli, uccisa il 7 dicembre 2012 a Villaova di Basigliano, e noi abbiamo qui la mamma di Lisa, uccisa da Vincenzo Manduca, che con la scusa di consegnare un assegno degli alimenti ha cercato di parlare con la sua, quella che oramai si parlerà meglio poi, Mariella, la sua ex, e poi nascondendo, poi Mariella ce lo spiegherà, il coltello appositamente acquistato, e ha vibrato 9 coltellate a questa ragazza che all'epoca aveva solo 21 anni e l'ha lasciata morire nel cortile di casa. Il Manduca poi ha avuto anche uno scambio con il fratello di Lisa, si è allontanato e poi è stato arrestato dai carabinieri, arrestato dai carabinieri di Campoformido. E all'epoca ero stato, credo, l'unico a entrare in quella casa della disperazione, e quando sono rientrato, quella sera Mariella aveva nevicato, prima o poi farò qualcosa per questa famiglia, anche perché io all'epoca abitavo a una decina di chilometri. Qualche anno dopo, è il 31 luglio 2017, e qui c'è un epilogo che non ci porta lontano da qua, c'è un nuovo femminicidio, quello di Nadia Orlando, un'altra 21enne, che incontra la sera prima un ragazzo della bassa friulana, ossia Francesco Mazzega, un incontro che doveva essere chiarificatore, invece era l'ultimo. La ragazza viene caricata in macchina dall'ex a Viduli di Vignano, accompagnata sul diretto del tagliamento, c'è una discussione e poi sappiamo tutti com'è andata, tanto che il signore la porta a spasso il cadavere per 11 ore e poi arriva alla sottosezione di Palmanova della polizia stradale con il cadavere di Nadia Orlando, oramai esanime, morta da ore, e di fatto lui si consegna e ammette il reato. Sapete che c'è stata, oggi non ci sono i genitori di Nadia Orlando, c'è stata tutta una grande polemica con migliaia di firme raccolte, perché se ricordate il signore era stato messo per un po', penso 1, 2, 3 giorni al carcere di Pordenone. I carcerati hanno un codice ben chiaro, non sopportavano la presenza di questo individuo, la spostarono e poi di fatto il
signor Mazzega venne posto agli arresti domiciliari e lì divamparono diversi incendi in giro per il Friuli, anche nei carceri del Friuli Venezia Giulia, e poi venne messo appunto ai domiciliari. E come ricorda Antonella Zuccolo, che è la mamma di Nadia Orlando, una sera di dicembre o gli ultimi di novembre dell'anno successivo emerge che probabilmente questo signore dovrà andare in carcere, una decisione che lui non ha sopportato e si è poi impiccato nel giardino di casa Muzzana del Torniano. Tanti segnali, adesso vorrei che Mariella ti cedo la sedia se vuoi sederti. Queste serate servono proprio a, mi permetto di dire, educare, lanciare dei messaggi alle mamme, alle nonne, alle future spose, a quelle che sono già spose, a non trascurare. Prima l'assessore diceva denunciate, è vero, si denuncia molto poco e c'è una statistica che dice che ogni 3 giorni in Italia viene uccisa una donna, una l'altro ieri a Spinea, se avete sentito i telegiornali nazionali, l'ex che uccide il nuovo compagno, l'ex moglie e poi va a spararsi o a impiccarsi un vicino casolare. Quindi noi abbiamo scritto questo libro, e dico noi perché l'abbiamo scritto assieme alla mamma di Nadia Orlando, ci sono tante immagini che non erano mai uscite e vi invito a, visto che stasera non c'è il papà di Nadia, ma queste cose le abbiamo ripetute in giro per il Friuli, la copertina è Ultimo appuntamento sul tagliamento e ci sono questi sassi che più volte a ripetizione Andrea Orlando, veramente quasi con dei segnali, come se Nadia che era su mandasse da lontano, lui trova in continuazione dei sassi a forma di cuore. Quindi la scelta di piazzare in prima pagina, nella copertina principale, questo, il sassolino, il sasso a forma di cuore. Sul retro c'è la copertina disegnata da una bambina che all'epoca aveva 10 anni, Martina, e che a suo modo dice basta, stop alla violenza sulle donne. Allora io vorrei presentarvi Mariella Zanier, che continua con me in questa opera di testimonianza, di questo la ringrazio perché siamo venuti in macchina assieme, per lei è ogni volta un riaprire una ferita, ritornare indietro nel tempo, ma come ho fatto l'altra sera mi piace anche cominciare dicendo che finalmente il Tribunale ha dato una ottima notizia, anche perché vi devo dire che loro puntavano all'adozione, avevano già l'affidamento provvisorio di Alessandra, che all'epoca dell'omicidio della mamma aveva 2 anni, oggi ne ha 12, e tra l'altro fra pochi giorni ci sarà il triste anniversario di 10 anni dall'omicidio di Lisa Puzzoli. Dicevo, avevano l'affidamento provvisorio, il signor Manduca, che si trova in carcere a Ferrara, che è l'ex di Lisa Puzzoli, si è opposto, ha ottenuto il gratuito patrocinio con ben 17 legali. E sì, la signora che vedrete tra poco, sentirete tra poco, ha pagato di tasca, nel senso che nessuno, lo Stato, la Regione, all'epoca non era previsto, di fatto gli avvocati se li stanno pagando di tasca. Chiudo, poi magari dirò ancora qualcosa, dicendovi che il libro è qui a disposizione, se vi fa piacere acquistarlo, sappiate che una parte di quello che si tira su viene dato alla famiglia di Lisa Puzzoli. Per trasparenza vi dico che ho aperto un librettino a nome dei nonni e della piccola, e io ho solo ovviamente la delega, me la sono ho chiesto alla banca solo per depositare i soldi che di tanto in tanto portiamo, quindi è a disposizione, costa 22 euro qui alla fine se volete. Allora Mariella, intanto diciamo chi era Lisa Puzzoli. Buonasera a tutti. Lisa era una ragazza di 21 anni, aveva fatto le scuole, aveva studiato l'alberghiero, il suo sogno era quello di domani, chissà, viaggio, divento cuoca o cameriera in una nave. Lei piaceva andare in America e ho detto domani non si sa mai, chi lo sa. Conoscere questo signore tramite internet, dopodiché si scrivono, si vedono, lui si presenta bene, un
signore da altri tempi, fiori, un bolotto, camicia bianca. Infatti gli ho detto, guarda che un tipo così non lo trovi perché si è presentato bene. Dopodiché vanno avanti, iniziano gli scherzi, perché la distanza, lui alto Forlì, lei alto Friuli, sono 400 km. Iniziano gli scherzi, la gelosia, lui inizia a dire che c'è la distanza, torna un attimo indietro, quando veniva su lo ospitavo a casa mia. Non lo facevamo dormire in albergo, che dicevo, boh, cosa vuoi, fare 400 km perché lo devi fare dormire in un albergo? Mettiamo a dormire con tuo fratello, non ci sono problemi, dormiamo in 3, in 4, in 5 alla casa, quello che è, si adatta, ci si adatta a tutti. Ho aperto a casa mia, ho aperto la mia famiglia, gli ho dato accoglienza, li ho ospitato. Dopodiché la gelosia, la distanza, non ha ragione. Lui lavora, lei cercava lavoro, dopodiché a un certo punto mia figlia mi fa, mamma, io vado a vivere da lui. Io ho detto no, non andare via, non andare via. Se ti succede qualcosa, là io non posso, come faccio a 400 km? Premetto che io lavoravo quella volta, come faccio a aiutarti? Lei fa, non ti preoccupare mamma. Quella sera che è andata via, io gli ho consegnato le chiavi di casa, ricordi, questa è casa tua. Una volta mi si sentire l'acto vasto stars. Amen. E iniziano i primi scherzi. Lui porta via la SIM quando va al lavoro, mia figlia non la posso chiamare quando voglio, la devo chiamare solo in un determinato periodo quando lui è a casa, gli fa mollare tutta l'amicizia, la allontana dall'amicizia, con noi a casa parla solo poco al telefono, sì tutto bene mamma, sì tutto ok, sì, così, colà, basta. Lui aveva un fratellino più piccolo, perché loro erano 3 fratelli, lui il più grande, la sorella, il fratellino più piccolo che a quell'epoca aveva 4 anni, 5. Mia figlia in poche parole faceva la babysitter a questo bambino. E una sera mi chiama sua mamma, mi fa guarda che mio figlio gli ha dato la sberla a tua figlia. Io adesso ho detto non posso venire giù, fare il biglietto e mandare su col treno che in qualche maniera. Mi chiama l'ora dopo e fa guarda che lo screzio passato era uno screzio tra di loro, già io cosa a me. Fatto sta, mio figlio inizia a fare le stage e avevo bisogno di lei, perché lavorando mio marito, lavorando io, mi portava su giù a fare lo stage mio figlio, visto che lei fortunatamente, tra virgolette, non aveva trovato lavoro. Viene su, la faccio venire su, appunto, non era una scusa, era la verità. Però vuoi che sia stata un po' di fortuna, vuoi che sia stata, non so, l'ho fatta arrivare su. Perché lei mi fa, io per venire su devi parlare con lui. Come devo parlare con lui? Se tu devi venire a casa, devi venire a casa, appunto. No, devi chiederlo a lui. Io lo chiamo e gli dico, guarda, io ho bisogno di Lisa a casa. Me la puoi portare su o vengo a prenderla? No, no, te la porto su. Me la porto su. Da lì mia figlia inizia a confidarsi. E da lì iniziano a venire fuori i primi disastri. Dopodiché mia figlia scopre di essere in città. Per noi non è un problema. Perché si mangia qua, si mangia vicino, mangia fastidi, neanche un problema. Lei cade in una disperazione totale, perché ha scoperto di essere incinta troppo tardi. Quindi, a parte che lei non l'avrebbe buttato via, come suoi, e noi non gliel'avremmo lasciato fare. E ho detto, non ci sono problemi. Le sue ingenuità, 21 anni, 20, quando è rimasta incinta. L'ingenuità è stata che gliel'ha detto a lui. E è successo alla fine. Ha iniziato a minacciare, ha detto fare via la bambina prima di
prima di nascere, ha iniziato a stalkerare, ha iniziato di tutto di più. Nasce questa benedetta bambina e lui, con un pretesto, chiama la vicina di casa e dice, facendo per un amico di mia figlia, che lui vuole sapere cosa ha avuto Lisa. La vicina di casa ha avuto una bambina. Erano passati 15 giorni. Dopodiché inizia con l'avvocato. Siamo nel 2009, siamo nel 2023, io sono ancora qui. Nasce questa bambina e ci sono i vari iter burocratici da fare. Prima dice che è sua figlia, dopo dice che non è sua figlia, dopo vuole il test del DNA. Non vi sto a raccontare altre cose perché se no mi dilungo troppo. Dopodiché, fatto sta, lui vuole vedere la bambina. Il tribunale dei minori dice che giustamente la bambina è da vedere, ci sono delle prassi, delle cose particolari da decidere. Okay? Una volta riconosciuta la bambina, lui ha 1000 pretese. Addirittura lui dice che la bambina lui la vuole vedere da sola, mia figlia non la lascia vedere mai da sola, che lui è suo padre e fa in poche parole quello che vuole. Va bene? Ogni volta che veniva su c'era putiferia, c'erano i carabinieri a casa mia. Noi da aprile del 2012 a dicembre 2012, noi sabato sì, un sabato no, avevamo la polizia, i carabinieri, io vigile a casa nostra. Arriviamo al 15 agosto, viene su quel pretesto di vedere sua figlia, mio marito la accompagna fuori, gli apre il cancello, lui a mio marito gli dice che è una persona indesiderata, dopodiché gli strappa la bambina dal braccio di mio marito, mia figlia al seguito, la bambina gli allunga le braccia, gli si gira, gli dà una manata, gli spacca lo sterno. Mia figlia va dietro, si sente male, chiamiamo l'ambulanza, portiamo su, lui inizia a dire che fa tutto finta, che lui mi ha messo le mani addosso, portato su in ospedale, gli dicono che c'è solo un trauma, dopodiché dopo 2 giorni non riusciva a respirare, l'ho riportata su in pronto soccorso, fatto i raggi, l'esito, cura dello stato in 2 posti. Non poteva prendere su neanche in braccio sua figlia, quindi mi capite bene. 1 settembre 2012, col pretesto di vedere sua figlia, carica su sua figlia in macchina, chiude la macchina e lui deve portare via la bambina. Ha in mano delle carte, nella quale lui dice che mia figlia era mentecata, che non è capace di intendere volere, che lui ha studiato di avvocato, che lui senza toglierle, che lui sa tutte le leggi e che le leggi sono dalla sua parte, che sua figlia la vuole portare via. Chiamiamo i carabinieri, chiamiamo l'avvocato, chiamiamo i vigili. Quel giorno lì la bambina è stata chiusa 2 ore e mezza in macchina, con l'aiuto di sua sorella, suo fratello più piccolo e la mamma, nonché la mamma. Passata anche questa burrasca. E andiamo avanti. Denuncia, qua veniamo. Un pacco. Non siamo stati ascoltati. Non siamo stati ascoltati. È vero. Se non si denuncia non si fa niente, questo è vero, ve lo dico io. Però anche non essere ascoltati fa male. Come dicevo prima alla psicologa, adesso si comincia a intravedere qualcosina, però manca la formazione, ma non solo delle ragazze, non solo di noi genitori, manca la formazione anche di tipi di assistenza. Vedi vigili, vedi poliziotti, vedi chi fa, chi vede. E qua
quando una ragazza viene a denunciare, non è che il carabiniere ti dice se non la finisci ti porta via la bambina. Non è successo anche questo. Un carabiniere è venuto a casa nostra, ha buttato il cappello sul tavolo, se non la finite, c'è la registrazione ancora, io scrivo un mattone giù al tribunale dei minori e vi faccio portare via la bambina. Io adesso gli sbatterei in faccia, scusatemi, gli sbatterei in faccia l'adozione. Mi credete? Gli sbatterei in faccia l'adozione per vedere cosa può fare lui con queste carte. Io ho un pacco di carte così a casa, cosa faccio con queste carte? Cosa faccio con queste carte? Me lo dite? Cosa avremmo potuto fare? Sono venuta a scoprire dopo che avevano una maniera di poterlo fermare, ma le carte erano ferme su una scrivania di un giudice, di un qualcosa. Perché bisogna scoprire le cose col senno di poi, giustamente. Andiamo alla fatidica telefonata. Arriva una lettera pochi giorni prima che dice che loro devono fare mediazione tramite i servizi sociali, che il papà si deve avvicinare alla bambina, logicamente devono mediare. Giovedì la chiama. Il mercoledì la chiama. Io devo venire su a vedere della bambina, è arrivata la carta del tribunale, dobbiamo fare il percorso con gli assistenti sociali, visite protette, guarda di comportarti bene. Ho buttato giù il telefono. Vengo su domani, aspettiamo giovedì, e giovedì non arriva. Io e mio marito eravamo a lavorare, io lavoro a 16 km da casa, mio marito faceva il camionista e mio marito fa, se succede qualcosa che io sono via, muoio. No, gli ho detto, dai, è possibile, non succede niente, è possibile. È successo che lui era a San Vito al Tagliamento, a 15 km da casa. Mi arriva una telefonata da mio figlio, perché facendo il pomeriggio 2:10 andiamo in pausa alle 6. Mi chiama mio figlio. Mamma, guarda che è venuto su. Ti prego, non far uscire tua sorella. Cos'è venuto a fare? Non so. Ecco mamma, ti passo l'ISO. Ti prego, non uscire da sola. Ti prego, non uscire. Cosa vuoi che faccia i soliti casini? Queste sono le ultime parole di mia figlia. Lei esce, anzi lui la tira fuori con un pretesto dell'assegno del mantenimento. E allora l'ha tirata fuori dal portone, dal cancello con un pretesto dell'assegno familiare. Lui, premetto che era partito da fuori, si era fermato a un supermercato, Auchan, a prendere un coltello. Voi vi chiedete, ha preso un coltello? Sì. Non l'ha portato da casa. Ma perché? Perché il coltello nuovo è sicuro che tale. Lui faceva il macellaio, quindi sapeva dove colpire. Esce dal portone, lui dice che l'assegno di mantenimento è sbagliato, che devi firmare una carta, lui va in macchina, va fuori una cartellina e dentro c'è la coltello. Dentro tira fuori la cartellina che è arrivata da mia figlia e gli dice, dimmi pacatamente, dimmi dove devo firmare e ti firmo. Gli danno la coltellina. Mi chiama mio figlio e mi dice che mia figlia non respira. Mio figlio ha messo in salvo la piccola, si è preso 4 soffiossi, un pugno in faccia da lui, ha dato assistenza a sua sorella. Lui voleva partire con la macchina e andargli dietro, ma si è trattenuto perché sua sorella era esame lì. È arrivato mio marito, io sono arrivata dal lavoro che mi ha portato a casa e mio figlio l'ha visto dopo 4 giorni. E quel giorno lì eravamo, io dico, l'ultima cena, eravamo tutti a pranzo, cosa impossibile venerdì, perché mio marito era via, mio figlio era a lavorare, lei era a casa con la bambina e io dovevo partire per il lavoro.
Io la chiamo l'ultima cena, non l'ultimo pranzo, l'ultima cena. E mia figlia fa, domani è l'8 di dicembre, facciamo l'albero. Sì, così corriamo dietro i pastori e le pecorelle, con quest'anno abbiamo la piccola che ci porta in giro, i pastori e le pecorelle. Non ha fatto Natale lei. No. Io dico sempre, noi facciamo questa assemblea per dire che su 10 ragazzi, se riusciamo a salvarne una, noi abbiamo raggiunto il nostro scopo. Grazie. Grazie Mariella. Allora, dottoressa, qua non ci sono, non c'entra la politica, non ci sono interpretazioni, non c'è la filosofia, queste sono storie di vita vissuta e qua non cruda, ma noi giriamo, noi abbiamo sentito questa cosa almeno 13-14 volte. Per le persone di Cervignano probabilmente è la prima volta che si parla del caso così in un'assemblea pubblica del caso di Elisa Puzzoli e di Nadia Orlando. Ma potenzialmente quante Elisa Puzzoli ci sono in zona? Tante. Io oggi sono qui proprio perché nella mia esperienza professionale, prima ne parlavo con la mamma di Elisa, mamma con la M enorme, ci sono degli schemi che si ripetono, ci sono dei segnali che noi che lavoriamo, che ascoltiamo le persone, dobbiamo saper cogliere. Io ho letto anche il libro e se dopo questo ascolto ci sono delle cose che si ripetono, ci sono dei segnali di controllo, come dire, di sfacimento della persona molto prima che si arrivi a ciò. Qua abbiamo detto ci sono state tante denunce. Nel caso di Nadia invece non era stato così, però c'era stato il controllo, il prendersi, fare piazza pulita delle amicizie, vivere. Io dico sempre, anche le persone che vengono a raccontare le loro storie relazionali, io prima dicevo al signor Daniele, queste sono storie di perversione narcisistica, si dice professionalmente, cioè c'è un narciso, ma il narciso che vive assorbendo tutto il bello di queste ragazze, no? E le distruggono, le disprezzano. Nel caso di Nadia, sappiamo che lui, disprezzando Nadia, contemporaneamente sentiva vivo il suo narcisismo, corteggiando anche 3 donne, perché poi la cosa folle è anche questa, no? E non so in questo caso qua, ma spesso si ripete anche questo. E ecco, la cosa che a me dispiace sempre tanto è che non si studia il funzionamento delle famiglie dei carnefici, no? Perché qui abbiamo un carnefice e una vittima ancora prima. Allora io stasera sono qui per imparare, ho detto alla mamma, sono qui per imparare ad ascoltare, no? Perché poi quando invece mi ritrovo queste ragazze che arrivano e che mi dicono lui si prende cura di me, ma lui mi ama, lui mi dice, mi controlla il telefono, e mi controlla Instagram, mi controlla adesso Facebook, i giovani non usano più tanto, e non posso più uscire con le amiche, e mi ha strattonato, mi ha detto una ragazza l'altro giorno, mi ha strattonato contro il muro perché avevo dimenticato in macchina una cosa che mi aveva dato la suocera, e lui è scaturito perché è come se la ragazza avesse mancato di rispetto, anche questo, no? Alla madre. Poi sarebbe da vedere queste madri come sono, ma adesso magari non è la sede. Però ecco, noi qua siamo oggi anche per imparare, dico proprio a livello professionale, a saper leggere i messaggi, no? Affinché noi ci incontriamo e ne parliamo qua nelle scuole, secondo me è fondamentale, veramente fondamentale. Ed è vero che dobbiamo essere noi i primi a confrontarci a livello legale, a livello psicologico, i servizi sociali anche, no? Cari, che sono fin qua, perché poi c'è anche questo da dire, che a volte io sono so il caso, ma probabilmente la lettura è stata veramente sbagliata, no? Si dice che una donna tiene in piedi i 3 angoli della casa. E vado dicendo ormai da quasi 2 anni che voi siete un po' troppo crocerossine. Ma perché non si denuncia secondo lei? Per vergogna, e a volte, patologicamente parlando, c'è il senso di colpa.
se lui mi ama così, forse io, non parlo adesso del caso specifico, ma io ho letto le pagine del libro, Nadia a un certo punto faceva di tutto pur di accontentarlo, pur di non provocare la sua rabbia. Allora se io mi comporto bene, lui non mi aggredisce verbalmente. Se, come era quella volta che è andata alla saga di Vidulis, non faceva nulla di male, lì è stato un comportamento terribile. Questo ragazzo, lei l'aveva già lasciato, lui si è seduto lì tutta la sera, lì è stato veramente, adesso col senno di poi è facile dirlo, no? Per chi non conosce la storia, questo ragazzo anche lì era entrato a far parte di questa meravigliosa famiglia di Nadia, assorbiva tutto, poi tra l'altro andava a farsi la doccia lì, come se nulla, proprio prendendosi, come dire, tutte le confidenze, anche di più, e soffriva terribilmente quando non era al centro dell'attenzione. Ecco, un grande campanello d'allarme sono questi uomini che si prendono tutte le attenzioni, ma non solo della propria donna, che reputano come oggetto ovviamente, ma di tutto l'entourage. Cioè anche gli amici non vanno più bene se non sono io al centro, la famosa partita di bullying, no? Anche lì. Lui si è arrabbiato perché perdeva, la ragazza si stava divertendo, l'ha presa e l'ha portata via, lontana dalle sue amiche, parlavamo anche lì di una ragazza di 21 anni, tra l'altro lì c'è anche una differenza di età importante, no? Quindi ci si aspettava un tipo di rapporto, si era venduto benissimo, anche questa cosa accomuna, no? Però le mamme si sono accorte, anche la mamma di Nadia si è accorta che la cosa non era, che c'era un funzionamento malato, no? Patologico della relazione. Ecco, ma e quindi i segnali che voi cogliete, abbiamo visto che si ripetono. Sì, controllo, una sorta di assorbimento dell'identità della ragazza. Un narcisismo che non è solo, è proprio un vero e proprio comportamento. Io mi rispecchio in te, prendo, si chiama l'identificazione proiettiva, prendo il meglio di te, ti restituisco il peggio che tu devi accettare e restituirmelo, perché poi questo è il meccanismo, no? Io ti controllo, c'è una denigrazione totale, ma tu devi adorarmi, cioè questo è il gioco. Beh, sicuramente non c'è reciprocità, niente, quindi quando vengono queste ragazze la prima cosa che io segnalo è dov'è la reciprocità del rapporto, non c'è assolutamente. Spesso e volentieri c'è quasi un'adolescenza prolungata, cioè questi ragazzi non diventano mai uomini autonomi, sono sempre, si accollano, no? Prendono, capita spesso che sono le ragazze che pagano i conti, che provvedono, dicono di voler costruire, in realtà quella che costruisce è proprio la donna. Ecco, volevo, se poi volete prendere il libro, c'è una lettera che io ho inserito, quella di Natale, del Mazzega, che è sconvolgente. Cioè, Natale 2016, 25 dicembre. Cari Andrea e Antonella, questi piccoli pensieri vorrebbero cercare di essere solo un piccolo grazie per questi mesi passati insieme e tutto ciò che mi avete dato. E non parlo di me, pranzi e altro, ma di sorrisi, riflessioni, esempi, riflessioni che possono rendere migliore di chi ti sta vicino. Mi avete accolto sempre molto bene, le lunghe chiacchierate con Andrea e sorrisi con Antonella. Ho conosciuto persone di notevole spessore e di grandi valori umani che mi hanno arricchito e mi serviranno da esempio per il proseguo del cammino della mia vita. Ho sempre detto a Paolo e Nadia di quanto siano fortunata ad avere una famiglia così armoniosa. Paolo è il fratello di Nadia e che si prende cura di loro nel miglior modo si possa augurare ai ragazzi. Queste cose sono gli aspetti più preziosi che si possono desiderare per una famiglia. In pochi mesi mi sono affezionato notevolmente a voi, non smetterò mai di ringraziarvi né di avermi fatto provare una sensazione che non si prova spesso in molti altri contesti. Io con voi mi sono sempre sentito a casa. Sbaglio che sia squilibrato, non è che ci voglia una laurea, però c'è quasi una punta di invidia del fatto questi, tu, Nadia e Paolo siete fortunati ad averli. C'era qualche carenza forse. Ah sì, la patologia del legame, no? Per quello dicevo prima alla mamma di Lisa, sarebbe curioso capire, per capire quanto, quale sia stato il funzionamento della famiglia, no? Di questi ragazzi, perché loro, si dice sempre che il legame, sia quando è carente, sia quando è troppo, non va mai bene, è sempre patologico. Ci deve essere la giusta frustrazione, diceva Winnicott. Cosa vuol dire? La mamma
deve arrivare non subito, non immediatamente. Il bambino deve provare la frustrazione, questo è maschio e femmina ovviamente, no? Per poter realizzare poi il senso di identità. Ma questo è quello che accade purtroppo. La signora annuisce, quindi sa di cosa parlo. Nel caso di Mazzega, secondo me lui sicuramente, lui era quasi invadente nella famiglia, no? Andava a prendersi tutto, queste storie a bordo piscina, che tutto, questi racconti, lui andava a queste serate a casa di Nadia ed era predominante, cioè parlava solo lui, queste serate infinite che alla fine la mamma non ne poteva più, non ne poteva più. Quindi lui è andato a prendersi la famiglia di Nadia. Quando non ha più potuto avere Nadia, se l'è portata via. Io ti amo, esisto solo se ci sei tu, questo era per lui. Nell'altro caso invece penso che fosse diverso, forse era io volevo prendermi cura di questa bambina, non avendone il diritto si è preso tutto, ha fatto un disastro totale. Quindi purtroppo... C'è un identikit della donna che viene maltrattata? Allora, siamo sempre... Allora, a livello patologico siamo dentro lo stato limite, no? Nel senso che c'è... non è proprio poi patologico in realtà. Sono comunque delle ragazze che sanno, che riescono a sopportare questo deficit relazionale, perché un'altra scapperebbe subito. Una totalmente razionale scappa. Ma sono le stesse donne che poi magari come dire, stanno più nell'impiego lavorativo piuttosto che prendersi cura delle relazioni. Siamo sempre, quando siamo negli eccessi, sempre... Ecco, però diciamo che Nadia e Francesco Mazzega lavoravano allo stesso ufficio. Sì, però Mazzega era il suo tutor. Lì lui era un vero narciso anche con tutte le altre, perché non so se riconoscete la storia, lui ha corteggiato lei, negava con tutte le altre colleghe di Nadia, quindi lui era tutor di queste ragazze, di avere una relazione con Nadia e contemporaneamente anche le corteggiava, tant'è vero che quando c'è stato il primo rifiuto, non mi ricordo perché avevo letto altre cose, poco prima dell'omicidio lui era uscito con si era portato a casa una delle colleghe, no? E questo a cosa serviva? Serviva perché poi i perversi narcisisti cosa hanno bisogno? Perché io poi ho fatto un'altra riflessione, hanno bisogno comunque di mantenere alto il loro ego, quindi Nadia mi rifiuta, ma un'altra donna, tra l'altro vittima, diventa vittima, e posso avere un'altra donna, no? Posso portarla a letto, posso avere qualcosa da lei. Perché si è impiccato lui alla fine? Forse perché non poteva più stare agli arresti domiciliari e tornando in carcere ha definitivamente condannato a perdere la sua immagine di bravo ragazzo, perché non è stato un tiro di matto. Io penso che lui abbia fatto per quello, però è solo un'idea mia, non è una verità. Mariella, ci sono molte similitudini, molte analogie fra il caso di tua figlia e il caso di Nadia Orlando. Sì, perché si presentano bene, si presentano come principi di altri tempi e dopo hanno, come si dice, ti fanno lasciare le amicizie. Manipolatori. Esatto, ti fanno lasciare le amicizie, ti fanno tagliare i contatti con i parenti, cioè parenti di famiglia, cercano di isolarti, dopodiché tu ti trovi da sola, cosa fai? O stai con lui o sei contro di lui. E se sei contro di lui è male, se sei con lui è male. Quindi... Ecco, dobbiamo spiegare, venendo in macchina con Mariello, ho detto, ma scusami, a tua figlia, che adesso di fatto a tutti gli effetti Alessandra è la nipote, ma è diventata anche la figlia di Mariella e Maurizio, alla notizia che era arrivata l'adozione definitiva ha risposto, per me non cambia niente. Loro di fatto erano genitori già da quella brutta sera. Però dal punto di vista procedurale, io ho usato un termine, Mariella in macchina mi ha corretto, avete piantato dei pali. Lei mi ha detto non abbiamo piantato dei pali, ma che cosa? Abbiamo messo dei puntini sulle i, dei punti fermi. Perché c'è un timore, il signore è stato condannato a 25 anni. 5 mesi e 15 giorni. Però? Se gli danno la buona condotta o cosa, lui esce. Io come faccio a difendere questa
Cristina? Cioè, Qua purtroppo torniamo al ragionamento di cui si parlava inizialmente, la speranza, e qua so che aprirò un varco incredibile, è che la pena possa rieducare. Quindi so perfettamente come lo può pensare la signora, io condivido, No. però è ovvio, no. e io posso comprendere, No, ma è vero. la paura ci sta e posso capire anche la sua non più fiducia nelle istituzioni, perché pacchi di carta così ferme, lei è una cosa che si poteva fare, certo che si poteva fare. Come abbiamo parlato prima, ci sono i mezzi, magari all'epoca ancora mancavano, qualche tassello mancava, oggi c'è maggior possibilità. Sì. Sembra una banalità, c'è poco personale nelle forze dell'ordine, cioè non ci sono tanti quanto servirebbero. Questo è un problema, sembra un problema banale, ma è un problema che troviamo dappertutto, anche a livello cervignano, un paese che non ha vigili, fa sorridere, sì, ma è un problema non avere il vigile che gira per il paese. E dopo alla fine, oggi parliamo di tragedie, ma nascono da piccoli episodi che potrebbero essere il bullismo. Quindi una piccola delinquenza poi può sfociare in cose drammatiche. Ci sono situazioni anche nella Cervignano fuori controllo perché manca l'autorità. Dicevo prima, non basta la misura cautelare non devi frequentare i posti che abitualmente la vittima può frequentare. E detta così, vi dico fuori dentro avvocato, è una stupidaggine colossale, perché quali sono i posti che una persona frequenta? Perché io adesso ho un caso a Milano, la persona abita qua, la presunta vittima abita a Milano, quindi è facile, non si incontreranno mai. Okay? Ma nello stesso paese è facilissimo incontrarsi, e dove sta il confine? Ma al di là del confine, il problema è che si può oggi cosa fare? Mettere, per quanto sembra assurdo, un braccialetto elettronico che poi le autorità possono verificare in tempo reale se si avvicina una persona, può essere fondamentale, ma non lo fanno. Non lo fanno perché non lo so, perché manca la dritta che servirebbe a maggiore specializzazione all'interno delle istituzioni. Udine adesso è ben fornita, ci sono PM specializzati anche giudici, ma non tutte le procure, i tribunali sono così. Poi una cosa che io so sempre conto è il rimescolamento dei giudici. Uno fa separazione di divorzio, domani si trova il penale. È assurdo questa roba. Perché non sa esistere. I grandi tribunali come Milano hanno ormai le corti specializzate in cui determinati violenza sessuale al tribunale di Milano viene curata da corti fatta di sole donne. Voi capite che magari si parte un po' in svantaggio se vai a difendere chi in teoria è il presunto autore del reato. Però manca questo, pile di carte che non sono state lette, che hanno fatto polvere e hanno portato queste drammatiche conseguenze. Io posso capire la signora che si sente tradita e ha paura. Per noi 25 anni sono tantissimi, giustamente la signora guarda avanti, comprendo benissimo la posizione. Se dovessi dare un consiglio, è l'unica, è se qualsiasi cosa denunciare, cercare di farsi tutelare al meglio. È probabile adesso purtroppo che verrà maggiormente ascoltata, però questo non porta, non fa ritornare nessuno indietro, è sbagliata, perché magari viene ascoltata ma doveva essere ascoltata prima, quindi adesso sembrerebbe troppo facile essere ascoltati, no? Quindi io posso comprendere la paura che tra 25 anni si possa presentare questo problema qua. Forse anche meglio non faccio uscire prima. Con gli sconti sì, quello è vero. Quindi ha tutta la mia comprensione, però quello che io posso dirle è cercare di vederla lunga e anticipare le mosse e tutelarsi con quelli che sono i mezzi messi a disposizione. In effetti ho adottato mio nipote per questo motivo. Certo, però non si può passare la guardia purtroppo. Posso capire che non è giusto, perché meriterebbe assolutamente tranquillità e serenità con la scelta. Pronto? Ecco, allora, avevo chiesto una cortesia a un amico, una persona che è in prima linea nella lotta al crimine, del dirigente della squadra mobile della questura di Udine, il dottor Massimiliano Ortolà, che mi accompagna praticamente dal primo giorno al quale ho lavorato appunto a questo libro. Vediamo se riesco a amplificarvelo un po'. Massimiliano, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, allora buonasera a te, siamo a Cervignano, Casa della Musica, e stiamo presentando un libro dedicato appunto ai femminicidi. Ecco, ti chiedo un po' di farci veramente in 1 minuto e mezzo, 2, qual è la fotografia del fenomeno
Voi purtroppo indagate ogni giorno su maltrattamenti in famiglia che non coinvolgono sempre moglie e compagni. No, assolutamente, il quadro è assolutamente un quadro sconfortante. Partiamo, diciamo, da un quadro nazionale che vede le vittime di femminicidio purtroppo insomma presenti costantemente, le cronache ci parlano anche oggi, per esempio, di un padre che uccide un figlio, insomma, quindi al di là insomma, del sesso insomma, a cui si rivolgono poi queste violenze. E abbiamo delle statistiche che ci dicono che viene uccisa sostanzialmente una donna ogni 3 giorni, addirittura in certi anni una donna ogni 2 giorni e mezzo, quindi le statistiche sono assolutamente impietose. Nella nostra provincia purtroppo il fenomeno è presente, non tanto come femminicidio per fortuna, anche se ci sono comunque stati, ma abbiamo comunque l'apertura di molti fascicoli a livello penale in relazione a questo. Una recente statistica che abbiamo fatto, insomma, parlando con la Procura di Udine, ci parla insomma, dell'apertura di quasi un fascicolo al giorno per reati di maltrattamenti, stalking o reati, diciamo, campanello d'allarme di questo fenomeno. Quindi è un fenomeno assolutamente preoccupante. Ecco perché è importante per noi, al di là dell'aspetto diciamo, repressivo, purtroppo in questo caso il maltrattamento c'è già stato, è partecipare a questi incontri proprio per sensibilizzare tutti affinché questo fenomeno emerga prima che succeda qualcosa. Guardate proprio recentemente, ed è una cosa che ne parliamo costantemente con Daniele, fuori anche nei recenti incontri, ma proprio qualche giorno fa parlavamo di un fascicolo che stiamo trattando. Abbiamo intervistato il vicino di casa nell'ambito di una famiglia per maltrattamenti. Il marito e la vicina di casa dice che è da 3 anni che sentiva in quella casa a livello sia verbale e vedeva diciamo anche la donna in questo caso fisiche, ma chiaro sono di avvisare le forze al di là di far emergere sostanzialmente e di denunciare i fatti di chi subisce, poi sostanzialmente segnano anche in maniera tale da permetterci di entrare e fare un'analisi che ci serve per gravi. Massimiliano, ecco, poi chiudiamo perché adesso il segnale è un po' diminuito. Con il Covid, questa è una domanda che ti faccio durante le conferenze, che cosa è successo ai maltrattanti e alle maltrattate? Ma sostanzialmente abbiamo assistito a una completa assenza di denunce nel periodo soprattutto del lockdown che abbiamo avuto, quindi da marzo a maggio del 2020. Questo perché sostanzialmente il maltrattante aveva in casa la propria preda e quindi non serviva sostanzialmente esercitare la propria posizione di potere, cosa che invece diciamo, succede normalmente. Dopo questi 2 o 3 mesi di completa assenza di interventi e di denunce in questo senso, purtroppo i numeri sono tornati a crescere, sono tornati a quelli che erano precedentemente al Covid e che adesso purtroppo continuano ad essere stabili. Grazie Massimiliano, ti auguriamo una buona serata. Da Cervignano ti mandiamo un saluto e grazie. Grazie a voi e un saluto ai tuoi ospiti, buona serata. Era il dirigente della squadra mobile della questura di Udine. E diceva proprio questo, no? Il controllo. Prima mi chiedeva cosa si può capire, cosa si può capire, no? Quando un uomo è maltrattante. Adesso che sentivo questo intervento, perché durante il lockdown c'è stata una diminuzione? Proprio perché il carnefice, avendo la vittima lì, riesce ancora più, intanto non ha preoccupazione perché ce l'ha sotto controllo pienamente, e riesce, sta in equilibrio lui, perché quello che loro ricercano fondamentalmente, abbiamo visto e si vede molto anche nel libro, e quella lettera che prima è stata letta lo esplicita in maniera chiara, cercano di riprodurre una sorta di genitorialità, cioè quello che è mancato nel legame
antico con la propria madre, che sia stato troppo fusionale o che sia stato carente, loro lo riproducono nel rapporto di coppia. Quindi cosa fanno? Hanno bisogno di aderire alla persona. Quindi quando ce l'avevano a casa, la vittima è perfetto. Se dovevano maltrattarlo, abusarne fisicamente, perfetto, era lì. Psicologicamente, maltrattamenti verbali, che purtroppo, nella mia esperienza di libero professionista, ritrovo moltissimo nei giovani, cioè ragazze che arrivano e mi dicono, scusate i termini, mi dice che sono stronza, mi dice che sono una cacca, ma non lo dico, c'è così molto peggio. È quasi un linguaggio normale che i ragazzi usano verso le ragazze giovani. Questo per capire che io... E poi un'altra cosa, anzi due cose poi in tacito. Lo smascheramento che fa diventare aggressivi questi uomini, soprattutto nel caso di Mazzega è stato questo, no? E poi l'ultimo incontro chiarificatore. Mai, io lo dico anche alle mie ragazze quando vengono in seduta, se dovete, magari sono lasciate, se dovete chiarirvi non si sa mai, ma mai a casa da sole, mai, mai, mai. Perché non si può mai sapere le reazioni, no? Purtroppo abbiamo visto, arrivano col coltello direttamente. Quindi ecco, anche questo raccomandare sempre quando si va nelle scuole, così, e spiegare, esplicitare fino alla nausea che bisogna trovare un modo di incontro, magari ci si può chiarire, visto che poi tanto avviene attraverso i social, no? Si prendono, si lasciano anche scrivendo sui messaggi, se poi si devono vedere, possibilmente nella bar davanti alla scuola o in un contesto scolastico, se sono così giovani. Poi in età adulta, insomma, inutile no dirlo, però sì. Avete delle domande da fare o siamo stati estremamente esaurienti? Signora, lei che... No, io siccome sono vecchissima, ho assistito, ho assistito a tantissime situazioni veramente devastanti, per cui mi chiedo perché queste donne non abbiano mai il coraggio proprio di denunciare. Cioè, come non si cioè, il primo schiaffo, la prima parolaccia, ma vai via, vai via. Certo c'è il fatto dei figli, uno si fa una preoccupazione, che ci faccio, magari una non lavora, quindi sono tantissime anche le motivazioni per cui queste donne non hanno il coraggio di mettersi in lista, di denunciare, eccetera. E la speranza che cambi? Quello che ha detto prima a me ha colpito in senso negativo, mi ha colpito le parole del dirigente che ha detto prima che succeda qualcosa. Ecco, questo secondo me è proprio l'errore di fondo, prima che succeda qualcosa. Prima questo qualcosa, che cos'è? Cioè dove definiamo? Dobbiamo arrivare al femminicidio? No. È lì secondo me che bisogna lavorare proprio in questo qualcosa che deve essere messo, c'è un limite subito, perché quando si sente raccontare sono storie che sentiamo tutti i giorni, da amiche, parenti, e non posso, mi controlla il telefono, mi va a vedere i messaggi, mi controlla la pagina, mi scarica la posta, cioè sono cose che sentiamo sempre, è geloso, mi segue, esce. Allora lì noi siamo poche qua, ma tolleriamo tutte questo, è proprio un'educazione che abbiamo che ci fa portare a tollerare. Allora mi ha colpito molto l'uomo al telefono che ha detto prima che succeda qualcosa non è quando tirano fuori il coltello, qualcosa è come ha detto la signora, cioè il primo lei l'ha chiamato screzio, ecco, lì non c'è rapporto paritario, ma non dobbiamo tollerare, cioè che ora torno quando ho finito, cioè, e già lì sta succedendo qualcosa, ecco, quindi è proprio la nostra educazione, come ha fatto notare la psicologa, che rapporto avevano questi ragazzi, questi uomini con le madri. E di nuovo siamo noi le responsabili, perché gira volta anche lei non ha detto che rapporto avevano in famiglia, ha subito... Perché spesso e volentieri nella via del madre e figlio non entra neanche il padre. È lì, e allora siamo nuovamente responsabili. Ecco. Quindi ci dobbiamo anche interrogare, soprattutto io parlo come mamma di figlio maschio, e prima ho detto sono fregata comunque, perché nella madre carente non mi ritrovo, nella madre carente d'affetto, però
sono nella madre troppo affettuosa, magari mi ritrovo. E allora subito mi interrogo: che uomo sto crescendo anche essere troppo affettuosa, perché dobbiamo tutte metterci in discussione, perché questo dato così emergenziale vuol dire che nessuna di noi è innocente, perché i numeri sono troppo alti e quindi non siamo innocenti neanche noi, e dobbiamo tutte, sì, darci da fare, tutte e tutti. È anche il mestiere più complicato, no? Io quando vedo famiglie, soprattutto con gli adolescenti, tendo a vedere tutta la famiglia, perché mi piace vedere in seduta anche come si siedono, no? Allora capita che un ragazzino si siede attaccato alla mamma e il papà, a parte il papà che viene in seduta a fare un percorso è già difficile, però vengono, c'è anche una richiesta di uomini che vengono in terapia, sì, per fortuna almeno in questo c'è una svolta. Ci sono i condizionamenti sociali, cioè ovviamente non possiamo dare tutta la colpa alla buona o alla cattiva madre, no? C'è il temperamento poi di base, voglio dire, non tutti i figli sono uguali, perché la mamma magari è sempre la stessa, e da una parte è andata bene, dall'altra magari c'è il ragazzino che ha più difficoltà, quindi voglio dire, sicuramente io parlo di vocabolario emotivo, non dobbiamo stancarci di spiegare ai nostri ragazzi, di esprimere le emozioni, perché purtroppo questa vita che ci bombarda, perché noi corriamo a destra a manca, loro stanno spesso coi telefoni, hanno magari fanno anche poca attività sportiva, a volte si scopre, no? Io collaboro anche poco ultimamente, a Palmanova, per il calcio Palmanova, e vedo che non c'è la capacità neanche di confrontarsi di fronte al fallo in campo, no? Cioè non c'è la prova perché non sanno più confrontarsi. Quindi è dalle piccole basi che dobbiamo lavorare, non è solo sulla famiglia. Lo sport è fondamentale per mettersi in gioco, proprio per quella famosa frustrazione: non sono bravo a calcio, pazienza, sarai bravo magari a pianoforte, lo scoprirai a 20 anni o a 15, insomma, no? Quindi ci sono tanti poi piccoli meccanismi che vanno curati. Sì. Anche l'idealizzazione, si parla di ideale dell'io, del superio. Se noi sappiamo educare la morale, dobbiamo anche insegnare ai nostri ragazzi che ci si costruisce, sono dei sacrifici. Non è tutti che andiamo da Maria De Filippi e sappiamo, però ci sono tanti aspetti, senza nulla togliere magari che c'è veramente talento, voglio dire. Però ecco, vivere un po' come ci raccontava la mamma di Lisa, coltivando la famiglia, probabilmente non è un elemento comune a tutti, no? Ecco, ritornare alle basi, quello sì. Bene, allora io vi rinnovo l'invito, se volete, è Natale, se volete comprare una copia del nostro libro, grazie, sapete che dove vanno i soldini, la filiera è molto corta. Zanfaro, voi? Io vi ringrazio per la pazienza, per la presenza. Abbiamo smosso sicuramente le teste. L'obiettivo, no? Io ho sempre detto che vi annoierò per 5 anni e spero di più, che lo scopo di questi incontri è quello di smuovere le teste, andare a casa e pensarci. Io volevo solo collegarmi un attimo brevemente. La signora ha detto una cosa che deve fare tanta paura. La signora ha detto: il carabiniere ha battuto il cappello sul tavolo dicendo: ora finite o vi faccio un faldone in cui vi porto via l'umido. E questo è il problema. Questo è il problema per cui purtroppo, perché probabilmente sono un po' stufi di avere tante denunce. Il problema è che per casi drammatici, veri, e che meritano, ci sono tante denunce, perché ormai oggi nei social, tutte le notizie, ci sono anche denunce o situazioni ridicole su cui si creano casi giudiziari incredibili, e magari casi importanti vengono lasciati così, o meglio, ne parliamo troppo tardi. È sempre quella la problematica, e questo è un po' quello che io chiamo il mondo odierno, è un mondo marcio, nel senso che adesso non mi ricordo i nomi, è stata quella polemica per quella, no, chiamata addirittura violenza sessuale, una mossa che è stata toccata a mezza natica, a mezzo fianco. È sbagliatissimo, non dobbiamo permetterci di non alzare le mani, non dobbiamo toccare una donna neanche per apprezzamento se non è voluto. Ma così noi intasiamo i veri lavori che devono essere fatti in procura a tutela ed evitare queste problematiche qua. Quindi c'è un tentativo, anche c'è troppa denuncia facile. Chi dovrebbe ha paura di farlo, e quindi io ripeto, bisogna farlo. Poi c'è chi invece fa denunce come snocciolare caramelle, cioè una cosa assurda. Bene per noi, c'è chi lo dice bene per noi avvocati, però non è proprio così.
e dopo alla fine sì, non va bene. Sarà quasi un appaiaio. No, se tutti pagassero, questo è il problema. No, io sono no, una non di metto in quelle. dubbio, però il problema è Qua mi purtroppo- tocca in un tasto che immagino, ne so io immagino. quanti ne ho sborsati. Gli anni sono stati tanti, quindi posso solo che immaginare. Siamo arrivati a 10 anni quest'anno e da 12 anni che pago avvocati, quindi se vuole qua ne ho un ampio. Non metto in dubbio, non metto in dubbio, Ecco, assolutamente. sì. Buona serata a tutti. Grazie.